Eccellenza ha tante declinazioni, per lei cosa significa? Significa tendere alla perfezione, quindi significa utilizzare la migliore materia prima che si può reperire sul mercato senza compromessi, significa trasformarla in modo da conservarne le migliori qualità, soprattutto quelle sensoriali ma anche quelle nutrizionali. Significa anche l'attenzione per la sostenibilità, quindi il rispetto per i fornitori, soprattutto se vengono da paesi lontani come quelli della fascia tropicale, ma anche per i fornitori locali, per i collaboratori e ovviamente prima di tutto per il re che è il consumatore. Eccellenza è sempre sinonimo di nicchia o non è così, secondo lei? Non è detto, perché ci sono dei prodotti che noi consumiamo anche quotidianamente ma in piccola quantità. Facciamo l'esempio del tè. Quando uno si fa una tazza di tè usa circa 2 grammi di tè, quindi una quantità veramente piccolina. Quindi se anche usa un etto di tè e lo paga una cifra abbastanza importante, ma con quell'etto ci farà 50 tazze di tè e quindi il costo per ogni tazza è relativa, quindi si può permettere un tè eccellente anche una persona che non abbia necessariamente un reddito elevato. Io ho cominciato nel 1977 alla Illy Caffè e lì per esempio ricordo che proprio 2 anni prima, nel 75, ci fu una terribile gelata. Forse erano proprio i primi segnali del cambiamento climatico, tant'è che vennero uccise svariati miliardi di piante di caffè, ci fu una crisi, un aumento di prezzi terribili, per qualche anno ci fu proprio una carenza di caffè verde, quello di qualità superiore, l'arabica, e le coltivazioni vennero spostate più a nord, quindi più vicino all'equatore, proprio per evitare il rischio di ulteriori gelate. Da allora si sono ripetuti periodicamente fenomeni sia di temperature molto alte ma soprattutto di siccità. La pianta del caffè non segue le stagioni perché nella fascia tropicale non ci sono. Il segnale per la fioritura è la pioggia. Se non piove la pianta non fiorisce, se non fiorisce non fa i frutti. E quindi ci sono state molte annate molto scarse a causa della siccità. Sul cacao, sul tè, che sono le materie prime di cui mi occupo oggi, devo dire non ho visto ancora conseguenze, l'ho vista però sui vini. Abbiamo avuto nel Polo del Gusto per diversi anni, una quindicina d'anni, un'azienda vitivinicola e abbiamo per esempio avuto una grandinata che in precedenza non c'era mai stata in quel territorio a Castelnuovo dell'Abate nel comune di Montalcino. Quindi i cambiamenti climatici si vedono e devono preoccuparci. Facciamo un'ipotesi, se lei fosse oggi Ministro del Lavoro, cosa farebbe per andare incontro a chi fa impresa in questo momento? Farei 2 cose. Uno, semplificherei ulteriormente in modo da rendere il mercato del lavoro molto più fluido, molto più libero, con la possibilità sia per le imprese di assumere ma anche di licenziare all'occorrenza, ma anche per le persone di andare a lavorare da una parte e di licenziarsi per cercare un'occupazione migliore. Oggi il mercato invece è molto rigido. Per fare questo occorre però dare delle tutele ai lavoratori che oggi sono frammentate, sono divise in troppi settori. Io cercherei di fare un unico sistema, un'unica tutela. Quando ero Presidente della Regione, parlo del 2003, un paio d'anni dopo, approvammo una legge sul reddito di cittadinanza, ma aveva questa funzione esattamente, di sostenere il lavoratore nel periodo nel quale aveva perso il lavoro, veniva riqualificato, veniva aiutato a trovare un altro lavoro e quindi veniva poi reimpiegato. Ma deve essere una misura unica che va a sostituire cassa integrazione, perfino il TFR, l'indennità di disoccupazione, le varie indennità che ci sono oggi che erogano i comuni. Ci sono troppi strumenti, ne occorrerebbe soltanto uno per i lavoratori e l'altro per le persone che non possono più lavorare perché disabili o perché anziane non hanno la pensione, insomma per qualunque ragione. Un'ultima domanda sulle qualità umane, qual è quella che l'ha trainata in questi anni da imprenditore, da politico e qual è quella qualità, se è la stessa, che cerca nelle persone che lavorano con lei? Direi l'integrità. Nel termine integrità includo la sincerità,
includo il rispetto dei principi dell'etica, quindi non solo delle leggi scritte, dei regolamenti, che ne so, dello statuto di una società, ma anche il rispetto di quelle norme che non sono scritte da nessuna parte, ma che ciò nonostante tutti conosciamo. Per esempio, mantenere la parola data. Non c'è una legge che ci obbliga a mantenere la parola, però l'etica ci insegna che una volta data la parola va mantenuta. Ecco, questo per me è il valore più importante, quello che per primo ricerco nelle persone.